La crisi finanziaria sta distruggendo anche la cantieristica, l'industria più importante della Grecia. In Bosnia impazza la polemica sull'uso del velo negli uffici pubblici da parte delle donne musulmane. Le città di Görlitz e Zgorzelec sul confine tra Polonia e Germania, esempio di integrazione tra comunità. La memoria del campo di concentramento italiano di Gonars, dove morirono migliaia di civili sloveni e croati. L'Escape Room, un gioco nato in Slovenia che sta prendendo piede anche in Italia. Prendi la recessione più lunga nella storia del paese, aggiungi la contrazione dei finanziamenti bancari, la scelta degli armatori di costruire all'estero e un grave danno infrastrutturale. Il risultato è la profonda crisi del cantiere navale di Elefsina, sobborgo a 25 km da Atene. Fino a un decennio fa era il terzo cantiere navale più grande della Grecia, con 2.500 addetti. Ora ci lavorano 600 persone, non percepiscono lo stipendio da un anno. Ho 57 anni. Ho vissuto altri periodi difficili per la Grecia, ma mai come questo. Ho avuto problemi psicosomatici che non sapevo come curare. Da un po' di tempo sto assumendo dei farmaci, ma le cose non vanno per niente bene. La sera torno a casa e mi vergogno quando i miei figli mi chiedono com'è andata la giornata. Il problema non è tanto che da 15 mesi non percepisco uno stipendio, è che non ho idea di cosa succederà in futuro. Ho un sacco di debiti e non so a chi rivolgermi per ottenere un prestito. A volte la disperazione ti mette in testa delle strane idee. I problemi, iniziati quando le banche hanno stretto i cordoni della borsa a causa dell'instabilità politica del paese, si sono aggravati dopo un guasto alla banchina galleggiante utilizzata per le imbarcazioni più grandi. Ripararla costerebbe 4 milioni di euro, intanto si perdono commesse al ritmo di 10 milioni l'anno. Il problema è molto complesso. Riguarda sia la crisi economica in generale e l'incertezza sulla permanenza della Grecia nell'Eurozona, sia la situazione particolare del cantiere. Finché non sarà rimesso in funzione il pontile galleggiante, è come se fosse fermo il suo cuore. Quando sarà riparato, torneranno le commesse, ci pagheranno gli stipendi e torneremo ad avere qualche prospettiva occupazionale. Gli armatori, nonostante gli sgravi fiscali di cui godono in patria, delocalizzano. Non dove il costo del lavoro è inferiore, ma in Germania e Svezia, dove il sistema bancario offre una sponda più solida. Il risultato è nell'immediato la contrazione di commesse e di posti di lavoro, sul lungo periodo la perdita di quelle competenze grazie alle quali la Grecia è diventata la prima flotta mercantile al mondo. In questo settore, senza le competenze tecniche delle maestranze, non c'è futuro. Ma se la gente viene licenziata, non ci sarà più nessuno a trasmettere il proprio sapere ai giovani. Oltre agli investimenti per il cantiere, servono fondi per creare scuole professionali. In questo momento tutto è demandato alla buona volontà di noi lavoratori che aiutiamo i neoassunti. Il Parlamento ellenico ha sbloccato 900.000 dei 12 milioni di euro necessari a pagare gli stipendi arretrati. Fondi che consentono di continuare a navigare a vista, ma non di traghettare il cantiere e i suoi lavoratori fuori dalla tempesta. Vladimir Putin ha annunciato il ritiro graduale della forza di intervento russa dalla Siria. Putin, in meno di 6 mesi dall'inizio delle operazioni, ha consolidato il presidente Assad e di fatto costretto le parti in conflitto a iniziare a negoziare. Il Cremlino, inoltre, con l'intervento è riuscito a garantirsi il controllo delle basi di Latakia e Tartus, rinnovando lo status di potenza mondiale della Russia. Putin è stato anche in Crimea a celebrare il secondo anniversario dell'annessione della penisola. Durante la visita ha verificato i progressi nella costruzione del ponte sullo stretto di Kerch, che dovrebbe collegare la Crimea alla Russia.
Questo è Oshve, un villaggio della Bosnia centrale. Una volta, prima della guerra degli anni 90, vi abitavano musulmani, croati e serbi. Ora è popolato solo dai wahhabiti, i radicali islamici finanziati dalle dinastie arabe. Molti giovani di Oshve sono partiti per la Siria, dove combattono nelle file dell'ISIS. I wahhabiti in Bosnia non sono numerosi, sono però visibili e aggressivi. Fino a poco tempo fa erano protetti dall'ex Reis el-Ulema Mustafa Zeric, il leader religioso che ha guidato la comunità islamica bosniaca durante la guerra. Il successore dell'Ulema Zeric, il moderato Hussein Kavazovic, però dopo alcuni attentati, omicidi e violenze compiuti dai wahhabiti, ha deciso di mettere sotto il controllo della comunità islamica ufficiale tutte le moschee gestite dai radicali. In Bosnia ci sono circa 60 mejid wahhabiti, moschee senza minareto non riconosciute in modo ufficiale dalla comunità islamica. Asra Nuh Efendic, giornalista, giudica storico il cambio di rotta che Kavazovic ha imposto alla comunità islamica. Meno male, e dopo tanto tempo, perché quello Reis Zeric, ex Reis Zeric, ci ha lasciato questa eredità non voluta e non gradita. Non lo so, i nuovi vertici della comunità islamica sono molto forti, sono molto decisi di sradicare, di fermare questo fenomeno. Non so quanto saranno in grado di fare, non so neanche quanto tempo ci vuole per fare questa cosa, che è una cosa molto strana alla Bosnia e Herzegovina. I nostri nonni, Islam in Bosnia e Herzegovina che si praticava per 500 anni, non aveva nulla a che fare con questo. Questo ci ha portato alla guerra. In Bosnia la guerra ha radicalizzato nei cristiani, ortodossi serbi e cattolici croati la tendenza ad identificare la propria nazione con la croce, un riflesso nazionalistico comune anche ai musulmani, dove la spinta identitaria ha portato molte donne, alcune per scelta, altre per imposizione delle famiglie, a coprire il volto con un velo. Per garantire l'indipendenza della magistratura da influenze nazionalistiche, la Corte Costituzionale bosniaca ha vietato l'uso dei simboli religiosi nei tribunali. Una sentenza contro cui a Sarajevo migliaia di donne musulmane hanno protestato rivendicando il diritto di portare il hijab, il velo tradizionale, in tribunale. Tra loro anche Zahida, una sopravvissuta al genocidio di Srebrenica, dove i serbi bosniaci nel 1995 assassinarono 8.000 musulmani. Il velo per me è tutto, è rispetto per me stessa, il mio orgoglio, il mio amore per Allah. Chi invece contesta l'uso del hijab afferma che il velo impedisce l'uguaglianza delle donne e che se nel 1945 non fosse stato proibito l'uso del burqa, nessuna donna avrebbe potuto studiare, lavorare ed emanciparsi. La generazione dei miei genitori e anche la mia generazione e anche quelli più giovani sono cresciuti liberi di questo. Questo non significa una libertà e né una identità. Il burqa in Bosnia era indossato dalle donne musulmane fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. A proibirlo furono i comunisti di Tito con una campagna modernizzatrice contraddistinta da molte contraddizioni, il cui obiettivo era garantire l'uguaglianza delle donne. Un momento storico raccontato bene dal film Asra, pellicola realizzata dal regista Mirza Idrisovic nel 1988, poco prima della dissoluzione della Jugoslavia. La città sulla riva destra si chiama Zgorzelec, quella sulla riva sinistra Görlitz. A dividerle il fiume Neisse, che dal 1945 segna il confine polacco-tedesco. A unirle 3 ponti. Quello dedicato al Papa Wojtyla era sbarrato e controllato fino al 2007, quando la Polonia entrò nell'area di Schengen. Da allora ci si muove liberamente da una parte all'altra. Görlitz e Zgorzelec sono una città. Görlitz è la mia città e anche Zgorzelec. No, io non voglio di nuovo i controlli. Io abito a Görlitz, ma vado a scuola a Zgorzelec. Va bene così. Se si chiude, si creano solo difficoltà per noi. Finisce la libertà che c'è qui. Zgorzelec, la parte polacca della città, ha 35.000 abitanti e diversi bei palazzi che attendono di essere messi a nuovo. Görlitz, la parte tedesca, ha 55.000 abitanti. È tenuta talmente bene che viene spesso usata come set cinematografico.
Nel centro incontriamo una giovane coppia, lei è polacca, lui tedesco, stanno allestendo il loro negozio. Li lega l'amore e anche l'interesse per la lingua e la cultura dell'altro. Mi piace potermi confrontare con la cultura polacca e quella tedesca. Mi piace viverle e gustarle entrambe nella quotidianità. Tra l'altro ci sono vantaggi anche per la nostra impresa. Andiamo spesso in giro per i mercati polacchi, conosciamo altre persone e io imparo la lingua sempre meglio. Nessuno nella città sul confine est-ovest sembra risentire del peggioramento dei rapporti polacco-tedeschi. A Bruxelles la Commissione europea sta infatti valutando se le riforme della giustizia e della TV pubblica varate dal governo polacco siano conformi al diritto comunitario. Varsavia si sente messa sotto tutela e denuncia: la manovra parte da Berlino. Reazione esagerata, ritiene chi studia i rapporti tra Polonia e Germania. La Polonia, come membro dell'Unione Europea, deve fare i conti con questa critica. Non deve avere importanza di quale nazionalità siano i rappresentanti politici dell'Unione. È in atto una procedura e questa va rispettata. Come i loro concittadini, anche i sindaci di Görlitz e Zgorzelec non sono intimoriti dalla grande politica. I due si trovano regolarmente per confrontarsi e discutere i problemi della città. Collaboriamo noi, collaborano i funzionari, le associazioni, le persone comuni, dicono entrambi. Il confine sta scomparendo. La Polonia è membro a pieno titolo dell'Unione Europea e della NATO e noi qui siamo determinati a creare un'unica città autenticamente europea. Io sono disposto a dividere il mio incarico. Metà legislatura faccio il vice e lui è il capo. L'altra metà faccio il sindaco e lui è il mio vice. Questa è la mia visione di una città europea. C'è solo un fiume a dividere la polacca Zgorzelec dalla tedesca Görlitz. Varsavia, Berlino, Bruxelles e la politica internazionale sono ancora lontani da qui e c'è da sperare che lo restino. A San Vito il tagliamento nel Pordenonese in occasione della giornata della memoria si è voluto ricordare anche le persecuzioni del regime fascista che in Friuli a Gonars nel 1942 allestì un campo di concentramento dove furono internati migliaia di civili sloveni e croati e 500, tra cui anche bambini, perirono di stenti. Gonars faceva parte di una rete di campi di concentramento, come ha ricordato alle scolaresche sanvitesi lo storico Boris Gombac. Ci sono due grossi campi che fanno tante vittime. Uno era a Parbe, che oggi è in Croazia, e il secondo è Gonars. Gonars sarebbe funzionato abbastanza normalmente se poi non sarebbero arrivate migliaia di persone del campo di Arbe, che sono state poi messe qui come in un secondo campo dove dovevano riabilitarsi, ma non ce l'hanno fatta, perché evidentemente qualcuno aveva pensato di non dare il doppio rancio del quale il dottor Cordaro aveva chiesto di somministrarglielo. A documentare quanto accadeva a Gonars i disegni degli internati. Diversi erano gli artisti imprigionati. Cioè dietro consiglio, aiuto del dottor Cordaro, che era il medico del campo, riuscivano a recuperare colori, pennelli, tele e così via, sulla quale poi raccontavano la loro storia dei patimenti. In segno di riconoscenza gli artisti avevano lasciato alcuni disegni anche al medico Mario Cordaro, che ora vengono pubblicati in un volume curato da Paola Bristot e messi in mostra con il documentario Oltre il filo di Dorino Minigutti e la graphic novel L'inverno d'Italia firmata da Davide Toffolo. Emanuele Rampino Cordaro è il nipote del medico. Il nonno è mancato nel 1994, quindi ho avuto la fortuna di godere bene della sua compagnia e dei suoi racconti. Ricordo bene però il dolore per le sofferenze degli internati e, come anche ricordato nel libro, per poter in qualche maniera lenire queste sofferenze mise proprio a disposizione degli internati risorse proprie. Emonio Vadia spiega perché sarebbe più opportuno chiamarla la giornata delle memorie. La questione dello sterminio, della deportazione, delle torture, delle persecuzioni riguarda tutta l'umanità. Qui furono internati soprattutto slavi. Non si ricorda spesso che 3 milioni di slavi furono sterminati dai nazisti.
però 11 milioni sono stati gli sterminati, erano esseri umani, i primi sono stati i menomati, perché chiamiamo pelosamente portatori di handicap, poi ci sono stati fra i 500 e gli 800 mila rom e sinti, omosessuali, testimoni di Geova, ci sono stati gli antifascisti. Ecco che dovrebbe essere il giorno delle memorie, non si può distinguere fra le vittime. Ecco, vorrei che si uscisse dalla retorica della falsa coscienza per entrare nella verità più scomoda, tra le quali ci sono stati altri stermini dopo quello sterminio, e a ricordare che il mare Mediterraneo è diventato una fossa comune di innocenti ammazzati dall'indifferenza. Lei dice giornata delle memorie, eppure esiste ancora il negazionismo. Il loro ragionamento lo semplifico molto, sono più raffinati di così, ma lo semplifico. Dicono, questa cosa la raccontano gli ebrei e gli antifascisti, e siccome loro sono feccia, allora vuol dire che è una bugia. Quindi il negazionismo è una forma di razzismo, di antisemitismo, di proto-neonazismo. La Slovenia ha un nuovo eroe nazionale, è il saltatore con gli sci Peter Preutz, l'atleta che ha battuto il record di vittorie in una stagione di Coppa del Mondo. Preutz ha ottenuto il successo che lo ha portato nella storia gareggiando in casa sul trampolino di Planitza davanti ad una folla di 10.000 persone che faceva un tifo da stadio. Il compagno di squadra di Preutz, Robert Kraniec, ha conquistato il terzo posto volando addirittura a 241 metri. Misura superata in allenamento da un altro kamikaze sloveno, Dylan Bartol, che è volato a 252 metri. L'atterraggio però è stato piuttosto rovinoso. Il video del volo di Bartol è diventato virale nell'arco alpino in Scandinavia, paesi dove i salti con gli sci sono molto popolari. Sarete rinchiusi nella stanza, avrete 60 minuti per uscire, avrete da superare degli enigmi, da risolvere degli indovinelli. Enigmi, giochi di parole, trucchi matematici, è solo la nostra capacità logica che ci permetterà di uscire da una stanza chiusa a chiave. L'arredamento è stravagante e insolito. Dietro a quadri o strani marchingegni si nascondono indizi indispensabili per risolvere l'enigma. Gruppi di amici, intere famiglie, ma anche colleghi di lavoro. I potenziali giocatori sono tanti e vengono anche da fuori regione, come questo papà che ha scelto di regalare alle figlie adolescenti questa esperienza per il compleanno. Da San Donà di Piave, nel Veneziano, al cuore di Trieste, dove in un antico palazzo si gioca. Ne ho sentito parlare alla radio e ho fatto una piccola ricerca in internet e mi è uscito il sito dei ragazzi qua di Trieste, quindi siamo venuti a provare questa esperienza. L'idea viene dalla vicina Slovenia, che a sua volta ha importato l'esperienza dal Giappone, dove sembra che questo gioco sia nato. Clement Shepard, 33 anni, sloveno, ex commerciante, dice di aver provato questa esperienza a Lubiana da cliente un anno fa. Ho trascorso un'ora di qualità come non mi accadeva da molto tempo, ci confida, e lì l'idea di entrare in società con questi gestori sloveni e aprire altre realtà in Italia. Si va a essere richiusi in un ambiente sconosciuto e bisogna veramente cercare di far squadra per uscirne fuori. Un lavoro di squadra, di gruppo. La società slovena Enigmarium in breve tempo ha aperto escape room in più città della Slovenia e della Croazia, ha persino realizzato delle esperienze temporanee in montagna, a Kranjska Gora, un vero e proprio igloo da cui imparare ad uscire. A ideare sofisticati marchingegni che permettono di risolvere gli indovinelli giovani matematici e fisici di Lubiana che si divertono a mettere a frutto logica e ingegno. Partiti a Ljubljana e abbiamo fatto subito un bel successo, venduto tantissime sessioni in poco tempo. Adesso siamo qua in Italia, a Trieste, e stiamo comunque cercando di andare avanti, di espanderci. Buona fortuna! E allora, per capire bene come funziona, spiamo i gruppi al lavoro, un gruppetto di 5 amici studenti universitari. È la prima volta che gioco a questo gioco e devo dire che non mi aspettavo fosse così complicato. Vuole qualche conoscenza particolare, matematica, logica? È un po' tutto con la mente, bisogna ragionare, bisogna pensare un pochino. Il tempo che scorre veloce e impietoso e se dalla regia non ci fosse qualche aiuto sarebbe davvero dura. Cari cuochi, attenzione, controllate bene il scaffale giallo, nasconde ancora una sorpresa. E poi finalmente tutte le varie combinazioni magicamente combaciano. E vai!
Matematica, logica, cosa ha messo in gioco? Sì, matematica e molta logica. Perché venire? Per fare qualcosa di diverso ogni tanto, direi. Un'esperienza nuova? Sì, interessante. Lo stesso succede nella stanza accanto. Com'è andata, papà? Benissimo, io non ho capito niente, sinceramente. Potevano venire a tirarmi fuori domani.